basta guardare le immagini, ho bisogno di aiuto e le istituzioni devono ascoltarmi, devono darmi una mano, perché sono veramente in una situazione, non dico drammatica, perché tanti residenti sono stati peggio di me, però anch'io voglio la mia parte di attenzione. Cancia, agosto, sole, traffico vacanziero sulla 51 di Alemagna. Il borgo di Borca di Cadore, a guardarlo oggi, sembra difficile immaginarlo la sera maledetta del 15 giugno scorso, quando una colata di oltre 100.000 metri cubi di pietre e fango è piombata giù dall'Antelao. Ma basta deviare di pochi metri per trovare un frammento di quella notte. Davanti a questa casa dell'Ottocento dei Trisavoli della signora Scaglia, il prato non c'è più. Al suo posto una colata grigia di ghiaia e melma, indurita dal sole e dalla pioggia, cumuli che arrivano a ridosso della staccionata e in alcuni punti sfiorano i gradini d'ingresso. Il giardino non c'è più. Distrutto completamente, purtroppo, però oltre a quel problema del lato privato, io sono in apprensione anche per il fatto che con le piogge, ho notato fin dal 12 di luglio, infatti ho attenzionato anche i vigili del fuoco, si dilava tutta questa ghiaia e va a finire sulla statale, quindi imbrattandola, con pericolo per chi transita sulla strada. Il sindaco Bortolo Sala, contattato, ha spiegato che dopo l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile, la ditta incaricata dal comune non ha potuto operare perché la signora Scaglia, che vive a Trieste, voleva essere presente alla rimozione del materiale posto in un'area di pregio. Ad ogni buon conto, laddove la sera del 15 giugno c'era un cancello, ora c'è un argine oramai assottigliato che dovrebbe contenere il dilavamento. Quello doveva essere un'emergenza, fatto per emergenza, con l'aspettativa di risolvere il problema. È stata fatta anche una raccomandata all'ANAS di Belluno, che prontamente hanno informato e sollecitato le istituzioni a fare un qualcosa, e faremo, sempre il solito verbo, e mai date certe. Poco oltre un cumulo di sassi che la signora Scaglia ironicamente chiama il suo piccolo Antelao, mentre sopra svettano imponenti due abeti che hanno 60 anni, dalle radici importanti che bisogna preservare per non compromettere la stabilità delle piante. Il resto del paese in gran parte ha rimosso le tracce della frana. Qui invece il tempo sembra essersi fermato e il problema non è solo estetico. Fuori, lungo la ciclabile frequentatissima dai ciclisti, la situazione è vivace. Dentro il giardino il silenzio e il peso di 2 mesi di attesa di chi aspetta che la montagna venga portata via, almeno da casa propria. Questo era il terzo vascone di Cancia, secondo me, con migliaia di metri cubi, non so quante erano, però quando si comincia